Ciao a tutti amici da Napuriello87. Prima di partire con il video vi invito a lasciare un bel like, l'iscrizione al canale, attivare la campanellina per restare sempre aggiornati con il canale di Napuriello e condividere il video con i vostri amici ed i vostri parenti. Il Napoli vince a Udine per 1-2, però non convince ragazzi, nonostante il risultato positivo che portiamo a casa 3 punti dopo 4 risultati, diciamo 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio. Ragazzi, oggi ritorniamo a una vittoria e possiamo sorridere per il risultato, ma non per la prestazione, visto che il Napoli non ha giocato una grande partita, anzi, se non era per Sando Meret, noi questa partita l'avevamo pure persa. Dobbiamo tanto a Meret che ci ha salvato in più di un'occasione. Se c'era una squadra oggi che meritava qualcosa in più, secondo me era l'Udinese. Però le partite sono anche queste, perché se andiamo a vedere la partita con lo Spezia abbiamo creato tanto, ma non siamo stati concreti. Oggi l'opposto, l'Udinese ha creato tanto, però si è trovato Meret contro e noi alla fine abbiamo portato a casa la vittoria. Questo è il calcio, ragazzi. Partiamo dal primo tempo, dove Lozano è stato devastante e procura un calcio di rigore a favore nostro e Insigne ancora una volta freddo e riesce a far gol. Stranamente quest'anno è cominciato bene a favore nostro per i calci di rigore. 2 episodi, 2 calci di rigore. Cioè, cosa strana, perché i rigori a Napoli non li davano da un casino di tempo. Quando Mertens si tuffò con la Fiorentina, vi ricordate? È passato tempo, però il rigore c'era, non era un rigore inventato. Rimane ancora vivo, ragazzi, non è morto. Oggi ha giocato titolare insieme a Manolas, però purtroppo Manolas ci lascia al 15° per un infortunio. Auguro una pronta guarigione a Manolas, che possa tornare ancora più forte di prima. E niente, entra Maksimovic e Rachmani, una coppia nuova, si vede subito che non si trovano. Rachmani subito errore, passaggio all'indietro, Lasagna ne approfitta e castiga Meret. 1-1 ragazzi, erroraccio di Rachmani che costa il pareggio al Napoli. Partita inguardabile dei difensori centrali del Napoli, Maksimovic e Rachmani proprio non si trovano, così tanto che nel secondo tempo Gattuso è obbligato a sostituire Rachmani con Mario Rui. Ecco, il Napoli ha provato pure a fare il 2-1, però è stata più l'Udinese rispetto a noi, che in contropiede, ragazzi, inguardabili. Bakayoko e Fabian Ruiz dove erano? Si vedeva il centrocampo vuoto. Ragazzi, ma incredibile, arrivavano facilmente avanti a Meret. Cioè, scandalosi. Ragazzi, ma come si fa a giocare così? Non diamo la colpa solo a Fabian, perché pure Bakayoko, mamma mia. Ma questi qua passeggiavano in mezzo al campo. Mi sembravano dei morti viventi. Questi camminavano. E l'Udinese arrivava facilmente avanti alla porta. E meno male, come vi ho detto all'inizio, Meret ha salvato il risultato. Ha salvato il risultato e poi nel finale, grazie a una punizione di Mario Rui, Bakayoko era lì e l'ha spinta dentro e abbiamo vinto la partita. Se no nemmeno oggi vincevamo questa partita, aiuto. Di cosa vogliamo parlare, ragazzi? Gli ultimi risultati del Napoli, che in 4 partite abbiamo fatto solo 4 punti, ragazzi, un andamento da Serie B. Oggi ci ha salvato Bakayoko, ci ha salvato Meret, ci ha salvato un risultato, visto l'Udinese che partita ha fatto. Petagna, vabbè, lasciamo perdere. Insigne, a parte il calcio di rigore, quello fa sempre le stesse cose, sempre gli stessi tiragiri, che si è mangiato un paio di gol. Lozano, ragazzi, è l'unico che ci mette veramente tanto in questa squadra, insieme a Zielinski che ha fatto un'ottima partita. Siamo stati anche sfortunati in qualche occasione sotto porta, ragazzi, ma se tu fai sempre che lui tira gira, non riesci mai a far gol. L'Udinese se l'è mangiati i gol, ma poi è stato bravo Meret a parare. Oggi dobbiamo farlo santo, ma santo veramente. Abbiamoci questi 3 punti e speriamo che dalla prossima i giocatori giochino bene, facciano anche la prestazione oltre il risultato come è avvenuto oggi, perché siamo stati inguardabili. Demme nel secondo tempo entra gli ultimi 5 minuti, allora è vivo Demme, ma perché non gioca? Perché non gioca? Ci serve come il pane, visto i 2 mediani, Fabian Ruiz e Bakayoko, che fanno schifo, sono inguardabili questi 2. Perché non mettiamo Demme? Perché non metti Demme, Gattuso? Perché secondo me ha più qualità, in questo momento ti serve, lo devi far giocare.
Non si può andare sempre con Fabio Ruiz o Bakayoko perché è il tuo pupillo. E niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Niente, ragazzi, andamento da Serie B, oggi abbiamo vinto, per fortuna, forse questa cosa salva anche un po' Gattuso, proprio il suo pupillo lo salva, Bakayoko, Bakayoko. Comunque abbiamo vinto. Questo è l'importante. L'Udinese però, voglio, fra pollo, de pollo lasagna o pollo alla lasagna, ci stavano facendo male veramente. Oggi ci volevano fare la panza che... Mannaggia la miseria, mannaggia. Ma buona serata a tutti amici, da Napoli l'87 come sempre, voglio, forza Napolese.